Introduzione? Le fonti riportano una crescente polemica in seguito alla decisione dell'Empoli Calcio di bloccare la vendita dei biglietti per la partita casalinga contro il Cagliari, prevista per il 6 aprile 2025, a tutti i residenti nella regione Sardegna. Questa decisione, inizialmente comunicata senza un provvedimento ufficiale delle autorità, ha scatenato una forte reazione da parte della società Cagliari Calcio, della politica sarda e dei tifosi, che la percepiscono come una discriminazione inaccettabile. Il divieto e le reazioni iniziali. L'Empoli Calcio ha inizialmente comunicato di attenersi a raccomandazioni contenute nella determinazione dell'Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025, dove si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi ai residenti in Sardegna, anche se in possesso di Fidelity Card. Questa decisione è stata motivata anche da una richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, CASMS, di rimandare la decisione al prefetto di Firenze, evidenziando criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il Cagliari Calcio ha espresso sorpresa per l'avvio della vendita dei biglietti con l'esclusione dei sardi, non essendo a conoscenza di alcun provvedimento ufficiale. Il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, ha definito la situazione vergognosa e ha chiesto rispetto per la Sardegna, sottolineando che molti tifosi si sono già organizzati per la trasferta. La posizione della politica sarda. La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, ha definito la decisione inaccettabile discriminazione sui sardi solo in quanto sardi e ha chiesto al presidente dell'Empoli di rivedere la sua scelta. Anche altri esponenti politici sardi come Ugo Cappellacci e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini hanno espresso ferma condanna. Cappellacci ha parlato di discriminazione vergognosa e di insulto ai tifosi, alla squadra e a tutta la Sardegna, riservandosi di presentare atti ispettivi in sede parlamentare. Comandini ha scritto una lettera al presidente dell'Empoli definendo la decisione ingiustificata in assenza di un provvedimento ufficiale. L'assessora regionale dei trasporti, Barbara Manca, ha sottolineato le enormi difficoltà logistiche ed economiche già affrontate dai tifosi sardi per seguire la squadra, evidenziando i costi di voli e traghetti acquistati in anticipo. L'assessora regionale dello sport, Ilaria Portas, ha ricordato la genuinità e la compostezza della tifoseria cagliaritana, escludendo motivazioni legate a pregresse ostilità tra le tifoserie. La risposta dell'Empoli e il ruolo delle autorità. L'Empoli si è difeso dichiarando di essersi attenuto alle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale e alla richiesta del CASMS, in attesa di una decisione del prefetto di Firenze. La società toscana ha precisato che in caso di nuovi provvedimenti che consentano la vendita, i biglietti saranno immediatamente messi a disposizione dei tifosi sardi. Le fonti riportano che la decisione definitiva era attesa al termine di un vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in prefettura a Firenze. La decisione del prefetto e le possibili azioni del Cagliari. Successivamente, le fonti comunicano che il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato un'ordinanza che vieta la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Sardegna per la partita del 6 aprile. L'ordinanza è stata emessa sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale del 25 marzo. Il Cagliari Calcio ha reagito valutando il ricorso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, per la revoca dell'ordinanza, citando un precedente positivo dei tifosi della Fiorentina per una trasferta a Monza. Il club ha inoltre menzionato la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dai costi già sostenuti dai tifosi per l'organizzazione della trasferta. È il concetto di discriminazione territoriale. Sia il Cagliari Calcio che la politica sarda hanno denunciato la decisione come una forma di discriminazione nei confronti dei sardi, penalizzati in modo indiscriminato e ingiustificato solo per la loro residenza. È stato sottolineato il diritto dei tifosi di seguire la propria squadra in trasferta e il rispetto dovuto a un popolo intero, tradizionalmente leale e ospitale. L'insularità della Sardegna viene evidenziata come un fattore che rende già complessi e costosi gli spostamenti dei tifosi. Citazioni significative. Alessandra Todde, governatrice Sardegna: non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari è ingiustificabile. Empoli Calcio. Nota: ci atteniamo alle raccomandazioni contenute nella determinazione dell'Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025, dove si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi ai residenti in Sardegna.
Tommaso Giulini, presidente Cagliari Calcio, tuttora vergognosamente in attesa di un provvedimento ufficiale. Fra 4 giorni si gioca. In tanti si sono già organizzati per partire. Saranno costretti a rimanere fuori dallo stadio e protestare? Rispetto per la Sardegna. Cagliari Calcio, nota, esprimiamo forti perplessità per eventuali decisioni che continuino a penalizzare in modo indiscriminato e ingiustificato un popolo intero, tradizionalmente leale e ospitale, che intende vivere l'evento sportivo nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo. Confidiamo pertanto in un intervento equo delle istituzioni affinché si eviti una discriminazione territoriale e si garantisca la piena tutela dei diritti della tifoseria rossoblù. Ugo Cappellacci, presidente Commissione Affari Sociali della Camera, no a una discriminazione vergognosa verso i tifosi sardi. Aggiungere a queste difficoltà anche un divieto assolutamente ingiustificato e, a dir poco, scandaloso rappresenta un insulto ai tifosi, alla squadra e a tutta la Sardegna. Piero Comandini, presidente Consiglio regionale Sardegna. Superare l'incertezza e mettere subito in vendita i biglietti per i sardi è una questione di rispetto per il popolo dei tifosi. Senza un provvedimento ufficiale delle autorità competenti, la decisione dell'Empoli Calcio di bloccare la vendita dei biglietti è un atto ingiustificato che danneggia e penalizza il popolo dei tifosi. Assessora Barbara Manca. Regione Sardegna, aspettiamo con urgenza un chiarimento da parte degli organi preposti perché una misura di questo tipo penalizza in modo inaccettabile i nostri tifosi, che già affrontano enormi difficoltà logistiche ed economiche per seguire la loro squadra. Conclusioni? La vicenda del divieto di trasferta per i tifosi del Cagliari a Empoli ha sollevato un'ondata di indignazione e polemiche, sfociando in accuse di discriminazione territoriale. La decisione, inizialmente basata su raccomandazioni dell'Osservatorio e del Casus, è stata formalizzata da un'ordinanza del prefetto di Firenze. Il Cagliari Calcio sta valutando azioni legali e richieste di risarcimento per tutelare i propri tifosi. La questione evidenzia le difficoltà logistiche specifiche affrontate dai tifosi sardi e il forte senso di identità e appartenenza che lega la tifoseria alla propria squadra. L'esito della potenziale impugnazione al TAR sarà cruciale per comprendere se i tifosi sardi potranno assistere alla partita e se riceveranno un risarcimento per i disagi subiti.